La interrogazione presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla posizione del Presidente appunto Indaco è stata da noi più volte sollecitata. Tra l'altro voglio sottolineare che l'abbiamo presentata in entrambi i rami del Parlamento, quindi sia alla Camera che al Senato, e non abbiamo avuto alcuna risposta. Come vedete il porto fra l'altro in questo momento è di grande interesse, visto che ci sarà una verosimile cementificazione. Noi ci auspichiamo che ciò non accada, però come potete vedere vantaggi per i cittadini zero. Si parla ancora di cemento quando è una città, la nostra, totalmente allo sbando, con grandissima sofferenza economica perché ha chiuso praticamente tutto. A Catania non c'è più niente, il degrado è ovunque, le regole non le rispetta nessuno, quindi siamo una città veramente anarchica, se così si può dire, altro che amministrazione del PD. E in tutto questo il porto sicuramente doveva avere un ruolo importante, un volano, se poteva essere anche della ripresa economica della città. Invece l'unica cosa a cui si pensa è cementificare, il tutto con una figura che noi non riteniamo idonea per questo incarico, perché secondo noi esiste un conflitto di interessi. Segnaleremo prossimamente la vicenda anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché a nostro avviso probabilmente sussistono dei motivi per non continuare a confermare questo incarico appunto a Indaco, attuale Presidente dell'Autorità Portuale di Catania. Il giudizio penso che lo potrebbe dare qualunque cittadino catanese, è una Waterloo assoluta. Catania è sempre stata una città difficile, questo noi lo sappiamo e lo riconosciamo. Veniamo già da un'amministrazione, prima Scapagnini e poi Stancanelli, che ci hanno devastato, ovviamente ci hanno ridotto al fallimento e al collasso. Bianco ha ereditato, per carità, sicuramente una situazione complicata, ma mi sembra che non abbia fatto niente per modificare questa situazione. Ripeto, io stando a Roma e tornando a Catania appunto una volta o due volte alla settimana, mi rendo conto ogni volta che vengo di quanto sia peggiorata questa città, ed è umiliante per un cittadino catanese, per un siciliano, vedere un'amministrazione con i piedi. Questa gente l'unica cosa che sa fare è andare a pietire qualche lira alla regione, o se sono la regione qualche lira, scusate lira perché ovviamente è un lapsus, qualche euro al Parlamento nazionale. Non è così che si amministra. Amministrare significa fare andare bene le cose e rendere produttivo quello che è produttivo. Invece noi cosa facciamo? Tutte le realtà che possono essere produttive, faccio un esempio per tutte, la concessione dello Stretto di Messina, no? Che fa fruttare ai Franza milioni di euro l'anno, la diamo ai privati, mentre quando c'è qualcosa del pubblico e sono solo carrozzoni, ricordo che noi comunque in regione abbiamo 34.000 partecipate che ci costano quasi 2 miliardi l'anno e non sono state toccate, ecco, tutte quelle invece ce le teniamo perché dobbiamo metterci tutti questi inetti che non sono in grado di fare niente, che però noi dobbiamo pagare, perché giustamente la politica fino ad oggi è stato questo. Quindi è chiaro che noi in futuro punteremo a Catania come punteremo alla regione siciliana. Io penso che anche lì bisogna conoscere esattamente cosa è successo, quindi bisognerebbe vedere sia gli atti della Procura che quello che sta facendo l'ASL in questo momento e capire quali sono stati i motivi che hanno indotto questi medici a prescrivere questi farmaci. Dico, sicuramente ci sono state le condizioni, ma questo purtroppo noi lo sappiamo che succede, comunque di case farmaceutiche che si ingraziano i medici con certi metodi non sempre legittimi, e in altri casi invece magari è stata l'ASL che non ha saputo dare le indicazioni corrette ai medici di base sulle prescrizioni. Quindi secondo me lì le responsabilità vanno individuate in maniera attenta. Non sempre l'ASL agisce in maniera corretta anche nei confronti dei cittadini, perché gli scandali sui farmaci sono molti di più di quelli che si possono lontanamente immaginare.